Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli. Si riunirà oggi il Consiglio dei Ministri chiamato a varare il nuovo decreto Covid con le regole per la ripartenza dal 26 aprile. Il coprifuoco resta alle 22, i ristoranti aprono da lunedì la sera in zona gialla e solo all'esterno. Sulla scuola vincono le regioni, si torna in presenza al 60% e non al 100%. Sentiamo. Il governo al momento non molla sul coprifuoco alle 22, mentre cede le richieste delle regioni sul ritorno a scuola in presenza. Si parte lunedì al 60%. Le regole della ripartenza, che non saranno all'insegna del liberi tutti, saranno scritte nel nuovo decreto legge Covid che sarà varato dal Consiglio dei Ministri. Sarà in vigore dal 26 aprile al 31 luglio. Da lunedì torneranno le zone gialle, fascia nella quale pare ormai scontato finisca anche il Friuli Venezia Giulia. Riprenderanno le lezioni in presenza in una percentuale maggiore all'attuale, ma non al 100% come avrebbe voluto il premier Mario Draghi. Sul tema del coprifuoco, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga parla di interlocuzione con il governo. Resta la proposta, assolutamente responsabile, dice Fedriga, di posticiparne l'inizio alle 23, così da consentire alle attività economiche di avere un minimo di respiro. Il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini fa sapere che l'orario delle 22 è stato definito ascoltando il CTS. Il governo, aggiunge però, è fiducioso che i comportamenti corretti porteranno a passare dalle 22 alle 23, poi a mezzanotte, fino a quando il coprifuoco sparerà, ma al momento nessun cronoprogramma. Le regioni puntano anche ad anticipare la riapertura dei locali al chiuso rispetto alla data fissata del 1 giugno, possibilmente già da metà maggio, almeno a pranzo. La bozza del decreto prevede da lunedì la riapertura dei ristoranti la sera solo in zona gialla e solo nei tavoli esterni. Poi c'è il capitolo scuola. Fermo restando l'obiettivo ambizioso di ritornare nel più breve tempo possibile alla didattica in presenza, ha detto Fedriga, apprezziamo che si sia deciso di partire da una soglia minima del 60%, rivolgendo uno sguardo di attenzione agli studenti dell'ultimo anno delle superiori per puntare in prospettiva al traguardo del 100%. Il ministro Gelmini riconosce le difficoltà sul fronte dei trasporti per garantire il ritorno di tutti in classe, ma precisa che il governo non fa nessuna marcia indietro. È stato attivato un tavolo con il ministro dei trasporti Enrico Giovannini, le regioni e gli enti locali. L'obiettivo, precisa Gelmini, è di partire al 100% con punte del 75%. Il target del 100%, afferma Gelmini, lo raggiungeremo progressivamente. E a sostenere il ritorno in presenza al 100% è anche il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, che stamattina ha fatto sapere che intende porre il tema in Consiglio dei Ministri che sarà convocato oggi. Si dice fiducioso rispetto al fatto che sarà trovata una soluzione di equilibrio. Come Movimento 5 Stelle ha affermato il triestino Patuanelli a Rai News, intendiamo di dover garantire agli studenti delle superiori per questi ultimi 100 giorni lezioni in presenza. Patuanelli, a proposito del piano di riaperture, ha detto che oggi c'è un percorso graduale, prudente, misurato. Ci si assume la responsabilità anche di aperture serali con date e tappe che vanno affrontate in questo modo perché nel frattempo prosegue la campagna vaccinale. E passiamo alla cronaca. Violentarono una quindicenne in spiaggia a Lignano nella notte di Ferragosto. Adesso per uno dei due minorenni imputati è arrivata la sentenza di condanna. Concluso il processo per la violenza sessuale consumata ai danni di una quindicenne lo scorso agosto a Lignano. A 8 mesi dai fatti, l'iter è arrivato a sentenza innanzi il giudice del Tribunale per i minorenni di Trieste. Imputati 2 adolescenti, uno è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, mentre per il secondo il Tribunale ha concesso la messa alla prova. Il processo si è svolto con il rito abbreviato che comporta lo sconto di pena di 1/3 e la rinuncia al dibattimento. Il processo infatti è stato deciso sulla base delle indagini preliminari condotte dalla squadra mobile di Udine sotto la direzione della Procura
per i minorenni di Trieste. Nelle prime ore del 16 agosto, subito dopo la violenza, i 2 minori, ospiti di una comunità del milanese in vacanza nella nostra regione, erano stati subito rintracciati e sottoposti a fermo. Il GIP poi aveva disposto per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere, recentemente attenuata per uno dei 2 imputati con il collocamento in comunità. Le indagini sono state completate da una consulenza tecnica per l'esame del DNA che ha fugato ogni dubbio sull'identità dei responsabili. Il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni è stato trovato da alcuni operai questa mattina intorno alle 9:30 in un cantiere edile in prossimità dell'ospedale. Sul posto i sanitari, i carabinieri della compagnia di Udine. Per lui purtroppo nulla da fare, la salma è stata composta in obitorio. Un imprenditore del Friuli Occidentale è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Pordenone per aver giocato online il sostegno ottenuto per la propria azienda con il decreto liquidità. L'azzardo così torna sotto la lente delle fiamme gialle dopo le 4 persone denunciate per aver ottenuto il reddito di cittadinanza senza dichiarare le vincite al gioco. Uber Londero. L'azzardo online finisce nuovamente sotto la lente della Guardia di Finanza di Pordenone. Dopo le 4 persone segnalate in questi giorni a Procura INPS per aver chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza senza dichiarare le vincite al gioco, le fiamme gialle hanno denunciato per malversazione a danno dello Stato un imprenditore del Friuli Occidentale che ha puntato sulle piattaforme d'azzardo telematico buona parte del sostegno alle imprese concessogli grazie al decreto liquidità. Stando alle indagini dei militari, condotte attraverso l'analisi della documentazione bancaria, l'uomo ha destinato al gioco gran parte dei 25.000 euro, il massimo previsto dalla normativa, ottenuti per la propria azienda e che per legge avrebbero dovuto essere utilizzati per pagare il personale o l'affitto dell'attività commerciale. Per queste voci, invece, l'uomo ha impiegato solamente 4.000 euro, mentre il resto della somma è stata distratta in siti di gioco e scommesse. Da qui la denuncia e la richiesta alla procura di sequestro preventivo di una somma pari a quella giocata. Sequestro poi disposto dal pubblico ministero per un equivalente di 20.000 euro ed eseguito dalla Guardia di Finanza su beni e disponibilità finanziarie dell'indagato. Una notizia dell'ultima ora che giunge in redazione: la Protezione Civile di Aquileia insieme al sindaco Emanuele Zorino, i carabinieri, i vigili del fuoco stanno cercando un uomo di 52 anni che è scomparso da ieri mattina dalla sua abitazione di San Giorgio di Nogaro. La sua auto incidentata è stata trovata proprio a Aquileia, sono in corso le ricerche in questo momento. E dopo l'ok di EMA ed AIFA, che lo raccomanda per gli over 60, saranno distribuite a partire da oggi le 184.000 dosi del vaccino Johnson & Johnson immagazzinate a Pratica di Mare. L'ha annunciato il commissario straordinario. Nella base militare sono state accantonate 3.550 dosi destinate al Friuli Venezia Giulia, che arriveranno con SDA, il Corriere di Poste Italiane. Il generale Figliuolo ha fatto sapere che inizierà oggi le consegne alle regioni di 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Ed Eliano Bassi, oltre a essere il sindaco di Butrio, è anche un medico di base. La mia professione, spiega, mi ha aiutato a capire meglio la pandemia e a essere così vicino ai cittadini in questo delicato momento. Così, oltre al ruolo di amministratore, il sindaco durante le giornate, il tempo libero, si reca a somministrare le dosi di vaccino ai soggetti fragili. 30 finora l'inoculazione che ha effettuato. La gente è contenta e mi ringrazia. Sentiamo. Siamo in un periodo talmente complesso che la gente sta capendo che bisogna seguire delle regole, non dico per sopravvivere, ma per poter uscire da questa situazione pandemica molto complessa. Ha creato questo filo diretto, diciamo, con i propri cittadini, ma il filo diretto lo deve mantenere anche con i suoi pazienti. Quanti ne ha vaccinati? La situazione del vaccino è una situazione un momentino complessa, nel senso che non è un vaccino di facile gestione, in quanto non è un vaccino come l'antinfluenzale, è un vaccino che deve essere preparato, quindi le infermiere preparano le 11 dosi, noi andiamo a prendere il vaccino, dopodiché programmiamo le 11 iniezioni da fare. Finora io ho lavorato a domicilio, è chiaro che il servizio fatto a domicilio è un servizio estremamente gradito, ma è anche un modo per noi per entrare nelle case, per vedere qual è la situazione reale delle persone. Cioè, la visita a domicilio
ti dà molto di più di quello che è una semplice visita, Certo. perché tu vivi esattamente il contesto nel quale si trova la persona e capisci come è seguita, capisci come sta, capisci tante cose che in una visita che in una visita ambulatoriale non puoi capire. E una notizia adesso da Udine: il giardino all'italiano di Palazzo Antonini Maseri in centro città sarà messo a disposizione della cittadinanza grazie a un accordo tra Università di Udine, Fondazione Friuli e Comune di Udine. Vediamo. Sarà messo a disposizione della cittadinanza di Udine e non solo lo splendido parco all'italiana di Palazzo Antonini Maseri. Il Comune è uno dei soggetti coinvolti in questo progetto, perché prima di tutto è l'Università, che ringraziamo perché naturalmente desidera concederci incomodato per 30 anni questo parco, e poi l'altro soggetto interessato è la Fondazione Friuli, che anche naturalmente farà dei lavori e creerà il passaggio pedonale per consentire il passaggio delle persone da Piazza Primo Maggio e viceversa. Per cui il Comune ha fatto il primo passo verso una formalizzazione reale di questo contratto di comodato d'uso, e naturalmente è chiaro che si tratta di una bellissima iniziativa. Il comodato d'uso dovrebbe durare 30 anni, ci sono dei lavori naturalmente che devono essere fatti. Adesso incontreremo naturalmente l'università e sull'input della quale è partita la cosa, e anche naturalmente la fondazione, finché ci sia anche una collaborazione sempre stretta con questi due enti e queste istituzioni, in modo tale che appunto si possa fare sempre qualcosa che va a beneficio naturalmente della città. È una notizia di sport. È nato e morto nell'arco di 48 ore il progetto della Superlega, che nei giorni scorsi ha scosso il mondo del calcio e non solo. Ieri sera i club di Premier hanno iniziato a fare dietrofront, spinti dalle pressioni del governo e dei tifosi. Nella notte si è ritirato anche l'Inter e poco fa Andrea Agnelli ha ammesso che non si può fare un torneo a 6 squadre, annunciando così la rinuncia ad un progetto che poi, ha detto, non credo sia ancora attivo e funzionante. È una notizia di servizio per i nostri telespettatori: questa sera i Papu eccezionalmente cambiano orario. La striscia quotidiana Chi non fa non falla andrà in onda su Telefriuli alle 20, anziché nel consueto orario delle 20:45. Questo perché alle 20:15 inizierà la diretta di Poltronissima per seguire la partita Udinese-Cagliari. I Papu quindi ci aspettano stasera alle 20, e da domani invece si ritorna al consueto appuntamento con le 20:45. Ed è finita anche questa edizione del nostro TG, ma tra qualche minuto torna l'appuntamento con A voi la linea, con contributi e dirette dal territorio. Grazie per l'ascolto.